Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Oggi Rivignano ospita questa importante iniziativa legata al centenario del Milite Ignoto all'interno di questa bella location per continuare a mantenere viva la memoria, è così? Sì, buongiorno a tutti. Grazie all'amministrazione comunale di Rivignano Teor siamo riusciti a proporre la mostra tematica sviluppata tramite dei tabelloni qui a Rivignano all'Auditorium. Nel centenario della traslazione, scelta e tumulazione del Milite Ignoto, come Associazione Nazionale del Fante abbiamo ritenuto opportuno sviluppare tutto un percorso per continuare a ricordare appunto questo importante evento sia nazionale sia per il nostro territorio regionale. Ricordiamo i giorni e fino a quando è possibile visitare questa bella esposizione. Sabato e domenica fino all'8 dicembre. Saremo qui disponibili per accogliervi e sviluppare assieme un attimo il percorso. Sì, ti abbiamo detto, per non dimenticare le radici storiche e culturali, dunque perché visitare la mostra? Visitare la mostra perché, come accennavo prima, oltre ad essere un evento importante a livello nazionale nel ricordo dei caduti della Grande Guerra e nel ricordo di chi non è più tornato a casa dalla Grande Guerra. Il Milite Ignoto rappresenta il figlio, il padre, il compagno che non è più rientrato appunto dagli eventi bellici e anche il riscontro di popolo che c'è stato 100 anni fa, il passaggio del treno con la salma del Milite Ignoto, voleva rappresentare questo. Inoltre diciamo pure che gran parte dell'epopea così del Milite Ignoto si è sviluppata nella nostra regione e i tabelloni che abbiamo cercato di proporre, di sviluppare, vogliono anche presentare quanto è accaduto in Friuli Venezia Giulia o il territorio che a suo tempo corrispondeva alla nostra regione. Quindi le scelte delle salme sul Carso, il stazionamento ad Udine, a Gorizia, fino all'arrivo ad Aquileia e la partenza poi del treno. Signor Sindaco, allora giornata di inaugurazione oggi a Rivignano per quanto riguarda la cultura del territorio, ricordando e mantenendo vivi le radici storico-culturali. Certo, oggi, domenica 14 novembre 2021, abbiamo inaugurato nella mattinata ben 2 mostre, una d'arte nel giardino del parco di Villa Otellia a Savognano, Verdarte, una esposizione di artisti di land art, e quindi in queste giornate autunnali è un'ottima occasione per una camminata nel parco, nel giardino del compendio e in riva al fiume Stella, e quella insomma anche di ammirare queste esposizioni che perfettamente si integrano con la villa. E poi, pochi minuti dopo, qui a Rivignano, all'Auditorium, nell'area delle scuole, c'è questa interessantissima mostra sul Milite Ignoto che è predisposta dall'Associazione Nazionale del Fante, sezione di Cividale del Friuli, e che grazie a un nostro compaesano, il cavaliere Carlo Dorigo, è stata ora esposta qui appunto a Rivignano, e quindi un'occasione per chi volesse documentarsi su queste commoventi vicende della scelta e poi delle celebrazioni del Milite Ignoto, che rappresenta tutti i caduti senza nome nella Prima Guerra Mondiale, quella di farsi un giro qui, leggere i pannelli, vedere i video. Insomma una bellissima mostra che è a disposizione di tutti, e in particolare, data anche l'ubicazione, sarà occasione per i ragazzi che frequentano le scuole, che hanno la fortuna di vivere in un'epoca di pace, di conoscere invece i sacrifici che un secolo fa i giovani di allora fecero, e grazie a quei sacrifici, a quegli sforzi, ora noi viviamo in condizioni direi molto più agevoli. Non dobbiamo dimenticare che dal sacrificio, dall'impegno nasce la civiltà, e che quindi dobbiamo essere sempre pronti a dare il nostro contributo. Questa mostra ci aiuta in questo ricordo e in queste riflessioni. Ehi, dico a te,
Vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.